la corrente di Forza Italia, che si chiama Forza Nord, che fine farà? Perché visto che è stata creata questa corrente apposta per portare avanti quelle che sono le istanze del Nord Italia, vedendo che c'è Tajani che continua a frenare, penso abbiano staccato veramente la corrente a Forza Nord. È un interrogativo che sa di provocazione quello che il capogruppo della Lega in Consiglio regionale si pone all'indomani della visita del ministro Tajani a Verona per il maxi raduno degli scout. Vigiliamo sulla riforma Calderoli, ha detto ai giornalisti Tajani, rilanciando il tema dello Ius Scholae e confermando Flavio Tosi in rampa di lancio come candidato forzista per il dopo Zaia, per i leghisti decisamente troppo. Invece di pensare ai diritti dei veneti, il diritto supremo che è quello dell'autonomia, stanno pensando di dare la cittadinanza più facilmente agli stranieri, oppure si stanno avventurando in altre questioni che hanno più a che vedere magari col PD o con i 5 Stelle rispetto a quelle che è la linea di governo del centrodestra. Ma il cahier de doléances leghista si allunga giorno dopo giorno. Se poi ci aggiungiamo anche gli attacchi più o meno quotidiani che arrivano da Tosi, da Forza Italia Veneto nei confronti di Zaia, della nostra maggioranza, dove hanno dichiarato che non voteranno il bilancio per quello che riguarda la questione dell'IRAP, allora mettendo assieme tutti questi puntini sinceramente la situazione diventa alquanto dubbiosa. Per quello ho chiesto solo chiarezza, da che parte sta Forza Italia? Risponde a strettissimo giro lo stesso Tosi e non sono carezze. Detto dalla Lega che ha governato 3 anni su 5 nell'ultima legislatura con i grillini e sull'autonomia non ha fatto nulla nonostante avesse mezzo governo a disposizione, noi siamo al governo da 2 anni poco più e con l'aiuto di Fratelli d'Italia e della Lega siamo appunto riusciti a portare a casa il provvedimento sull'autonomia votandolo tutti unanimemente senza fare emendamenti. Nessuna forza di centrodestra ha fatto emendamenti, quindi la polemica di Villanova è polemica sterile e strumentale, perché non si basa sui fatti. Insomma, nessuna lezione sull'autonomia, anzi è la strategia della Lega in materia anche di referendum che rischia di diventare un boomerang. Se tu spaventi l'elettorato del Sud, rischi che il referendum passi, quindi bisognerebbe essere più pragmatici, più seri, più tranquilli e pacati, in modo tale che il referendum non passi. Se invece la fai diventare una battaglia nordista, rischi che poi il Sud ti bocci la riforma, ma il Sud trasversalmente, elettorato della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, del PD, dei 5 Stelle, perché l'errore da non fare è contrapporre il Nord al Sud. Quanto al progetto Forza Nord, lanciato nei mesi scorsi in Casa Azzurra, l'attività riprenderà a breve con incontri e convegni, anzi scatta altrettanto provocatoriamente l'invito. Il progetto Forza Nord non è un problema di Villanova, sono fatti nostri e va avanti. Se Villanova vuole aderire o dare una mano, visto che se ne interessa, ben volentieri.